Afghanistan. 3 soldati morirono da un incidente. 2 sono siciliani. Scandalo in Germania. Lo presidente tedesco sappa dimettere. Articolo 18. Frasciare e trame di governo. Microcredito. La regione siciliana cerca di aiutare le famiglie. Benedica a tutti. Lo giorno 20 di febbraio 3 soldati italiani perderono la vita in un incidente statale in Afghanistan. 2 sono siciliani. Francesco Currò di Messina e Francesco Paolo Messineo, originario di Termini. L'altra vittima è Luca Valente, di Gagliano del Capo, vicino a Lecce. Gli tre avevano a recuperare una unità bloccata per le condizioni meteo contrarie e si trovavano dentro un mezzo lince. Attraversando un corso d'acqua, lo mezzo fece cazzicatommoli e intrappolava alle 3 militari, insieme all'auto che si ferì. Le autorità indiane arrestarono 2 fucilieri della Marina italiana che si trovavano sopra la nave petroliera italiana Enrica Lex. Pare che allo mercoledì 15 i marinai scanciarono a 2 pescatori indiani per corsare e l'ammazzarono. Per la legge indiana arrisicano la pena di morte. Lo governo italiano dice che lo fatto succedeva in tali acque internazionali e per questo volesse che lo processo si tenesse in Italia. Lo giorno 17, lo presidente tedesco Wolf annunziava le sue dimissioni dopo che finiva sotto investigazioni con l'accusa di interesse privato in atti d'uffizio. Si comprometteva la fiducia. L'asso per risolvere la questione, disse durante una conferenza stampa. Lo giorno precedente la procura di Hannover aveva domandato la revoca della sua immunità. La cancelliera Merkel ringraziava il presidente per il lavoro fatto fino ad ora e disse che lo nostro Stato di diritto prevede che siamo tutti uguali davanti alla legge. Dopo Bologna, pure in Sardegna, a Cagliari e Sassari abbanniarono lo presidente della Repubblica Napoletano, accusato di fottere i segni dei cittadini. Vediamo l'immagine dello giorno 20 davanti allo municipio della capitale sarda. Articolo 18 è una norma di civiltà e soprattutto una norma dissuasoria, per questo non si può toccare. Questo disse domenica 19 la segretaria della CGIL Susanna Camusso. Sono sempre più assai i politici, come Veltroni e Sacconi, di quasi tutte le partite, che sono d'accordo per levare di mezzo a suo articolo dello Statuto delle Travagliature. Altri, come disse Fassina dell'UPD, dicono che l'articolo 18 fosse un finto problema. Altri ancora pensano che lo governo vuole fare scantare alle cristiane per far digerire la riforma dello travaglio, per dopo levare le altre diritte, ma salvare solo l'articolo 18 per fare contento allo popolo. Lo passato Londra, l'assessore all'economia della regione siciliana Gaetano Armao presentava a Catania lo microcredito per le famiglie. Armao disse che l'obiettivo è quello di accompagnare le famiglie siciliane fuori dalla crisi, e non solo finanziaria e economica, ma che sta interessando pure lo credito bancario. Lo microcredito è una misura di credito decisa dall'Assemblea e realizzata dallo governo regionale per sostenere le famiglie con particolari difficoltà e per evitare che possano ir a finire nelle mani degli usurari. Emma Marrone vinceva la 62esima edizione dello Festival di Sanremo con una canzone intitolata Non è l'inferno, che parla della difficoltà di arrivare alla fine dello mese. Emma para domandare a Mario Monti: se tu hai coscienza, dimmi ciò che hai a fare per pagarmelo mangiare. Allo secondo e terzo posto arrivarono Arisa e Noemi. Lo Ministero dell'Istruzione. Addio 61 scuole superiori come eccellenze nazionali. Fra queste ci sono 2 siciliane, lo liceo classico Eschilo di Gela, eleggiuto per la valorizzazione della lingua greca, e l'ITIS Archimedi di Catania. Lo martedì 21 si concludeva lo primo Gold Elephant Award, Festival internazionale di cinema e musical, che si tiene allo Palazzo Manganelli di Catania. Come meglio film premiarono Allo cacciatore di anaci, di Egidio Veronesi.
Benica a tutti, palluni. Dalla Serie A, sabato, Lu Catania perdió a Turino per 3-1 contro la Juventus. Li catanisi signarono per primi cu Barrientos, ma dopo li biancuniuri arrimontarono. Domenica sera, Lu Palermo fece una partita perfetta contro la Lazio, 5-1 lo risultato, con i riti di Barreto, Donati e Silvestre nel primo tempo e di Budan e Miccoli nel secondo. A 5 minuti di lu 90esimo la Lazio segnò con Kozak. Lu Mercury, Lu Catania recuperò la partita fuori casa con lu Siena. La partita finì con la vittoria di Lu Catania. Pallacanestro. Lo passato fine di settimana si giocò a Torino la finale a 8 della Coppa Italia. Vinciu per la quarta volta consecutiva lo Siena, che sconfiggiu lo Cantù per 88-71 nella finale. Lo meglio giocatore fu Anderson con 23 punti. Nella Lega 2, pure sta settimana lo Barcellona perdiu per un punto solo, 63-62 lo punteggio a Reggio Emilia per i reggiani. Dalla 1 femminili perderu Alcamo e Priolo, che arrisicano di scendere di categoria. Ciclismo. La passata settimana Vincenzo Nibali si classificò secondo un talo giro di Loman. Lo siciliano vincì la quinta tappa, ma per solo un secondo non potti superare in tale classificazione allo slovacco Velitis. Lo 25 di febbraio a Messina si tiene la quarta edizione della Notte della Cultura, organizzata di Lu Comuni. Per tutta la notte si tiene un mercatino in tala piazza di Lu Popolo, con espositori artigiani di Messina e di Lu Circondario. Ci sono mostri di arte contemporanea di mastri locali, spazi per balli e suonati e conferenze. Tra di chissi, alle 5:30 in l'aula di Lu Consiglio Comunale, chi da di Lu professori Massimo Costa, Statuto Siciliano, opportunità d'arreri di la crisi. Lo 27 e 28 di febbraio a Catania, lo Teatro Metropolitan presenta Romeo and Juliet di William Shakespeare, con una nuova interpretazione secondo lo modernismo di Lu 3D, con la regia di Claudio Insegno. Rappresenta un'assoluta novità, infatti è lo primo musical con scenografie proiettate in HD, con tecnologia 3D live e personaggi virtuali in video 3D, interpretati dai protagonisti della musica italiana e di mondo dello spettacolo, che si esibiscono sopra lo palco con ballarini e cantanti in carne e ossa. Lo 1 di marzo a Cunigliuni festeggiano a San Leoluca, con una processione e la domata di falò allo passaggio della statua di Lupacionu, per gli strati della citati. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo.